Partecipato e commosso il saluto della comunità parrocchiale della Chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo di Favara al proprio sacerdote, Don Salvatore Zammito. Domenica prossima, 29 settembre, per volontà dell'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Franco Montenegro, la missione pastorale di Padre Totò, dopo 10 anni, dalla chiesa di Piazza Garibaldi di Favara si sposta a Lucca Sicula, il centro montano della provincia, dove tra l'altro Don Zammito è stato arciprete prima di essere inviato a Favara. Una celebrazione eucaristica di commiato che ha ripercorso gli anni di esperienza sacerdotale svolti in una parrocchia considerata di frontiera, ubicata nel degradato centro storico, dove insistono numerose persone, spesso discriminate, perché ree di convivere con povertà e disoccupazione. Da buon pastore, Don Totò si è detto fiero di essere stato il loro sacerdote. Grazie che questi 10 anni mi avete dato tanto, mi avete dato tanto esempio. Qualcuno in questi 10 anni, anche i primi anni, magari non erano come gli ultimi, no? Ma quando c'erano quelle riunioni, c'erano le assemblee o cittadine o foraneali o diocesane, questo è il Padre Totò, il prete dei io l'ho dimenticato e non lo voglio dire, ma loro lo sanno, nell'Indichieti, e mi sono sentito onorato. Non mi Quando vedete le foto mie nelle vostre case, o per un battesimo, o per un matrimonio, o per qualunque altra celebrazione che io ho fatto qui, lo potete anche dire ancora, non mi vergogno e non ho paura. Ditelo ancora, questo è il prete dei Lendichieti, sì, e sono contentissimo. Anche i Lendichieti hanno bisogno di essere salvati. Il saluto a Padre Salvatore non è stato solo quello dei suoi parrocchiani, ma dell'intera città di Favara, che si è stretta attorno al parroco. Durante la sua omelia, appunto, ha rimarcato il fatto che davanti al Signore siamo tutti uguali. Sì che siamo tutti uguali, perché il Signore parte dai più piccoli e dai più deboli. Lasciate che i piccoli vengano a me. Tutta la dignità di Gesù Cristo, sacerdote, re e profeta, è stata donata a tutto il popolo santo di Dio. Con il santo battesimo, con la santa cresima, siamo stati chiamati, confermati ad essere con Gesù, sacerdoti, re e profeta. Il più bel ricordo che si porterà di Favara? Il cuore, l'amore, la più bella gioia di essere stato amato e accolto in mezzo a voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ciao Favara, ciao la Madonna del Carmine. Auguri, ciao.